Scusate il ritardo, ma ero al Balbi. Allora, oggi Assessore Lanzarin, dottoressa Ricci, direttore dell'Istituto Zooprofilattico, e quindi oggi è qui per parlarvi di varianti, visto considerato che ha sequenziato, come al solito, la prima a sequenziare la dottoressa Ricci con i suoi primi a sequenziare la variante inglese 24 dicembre e primi a sequenziare anche la variante indiana. E quindi oggi vi parlo di varianti. Se avete anche altri quesiti rispetto alle varianti, la dottoressa Ricci penso che sia persona titolata per parlarne. E poi la dottoressa Russo, che è qui oggi. Ieri avevamo detto del tema della... c'era stata fatta la richiesta di come avviene la classificazione del deceduto, del morto Covid, no? Quindi ho detto magari domani invitiamo la dottoressa che spiega, c'è una circolare nazionale, eccetera, che non è che sono magheggi da parte di qualcuno. E l'occasione anche per parlarvi, ne parlavamo prima, dei famosi asintomatici segnati d'ufficio. Non sapevo neanche io, anzi mi ha anche ricordato che abbiamo fatto anche una commissione ispettiva su sta roba qua. A volte mancano pezzi di storia, non me lo ricordavo più neanche io. Allora, test rapidi 4.277.214, test molecolari 4.953.000. Il totale sono 9.230.000. Positivi 900, segnati d'ufficio. Non sapevo neanche io, anzi mi ha anche ricordato che abbiamo fatto anche una commissione ispettiva su sta roba qua. A volte mancano pezzi di storia, non me lo ricordavo più neanche io. Allora, test rapidi 4.277.214, test molecolari 4.953.000. Il totale sono 9.230.000. Positivi nelle ultime 24 ore 848. Sono 4 milioni. $953.000. Il totale sono 9.230.000. Positivi nelle ultime 24 ore 848. Sono il 2,42% di 34.910 tamponi. 848 positivi su 34.910 tamponi, 2,42%. Totali di ricoverati sono 1.546, più 6. Come vedete si continua a entrare in ospedale. Quando dico attenzione perché l'infezione c'è. Ricoverati in area non critica più 3, ricoverati in terapia intensiva più 3. I ricoverati non Covid sono 263 e 218 Covid. Il totale dei positivi dal 21 di febbraio 2020 sono 409.213. Gli attuali positivi in questo momento sono 22.844, stanno ancora diminuendo perché ci sono le negativizzazioni degli isolati, no? I decessi sono 36 nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 20.255. Velocemente perché poi lascio spazio alle dottoresse che sono qui oggi. Prima cosa, che è quella che più mi sta a cuore, massima attenzione, non abbassare la guardia. Da ieri siamo zona gialla, di fatto sostanzialmente liberi di muoverci tranquillamente nei territori, evitare assembramenti, usare la mascherina, che mascherina, assembramento e igiene delle mani vale come un lockdown. Noi nel frattempo andiamo avanti con le vaccinazioni, abbiamo passato 1,5 milioni, giusto, di vaccini, quindi un terzo dei veneti, lo diciamo con orgoglio, primi in Italia, ha già
ha avuto almeno un'inoculazione. E ci piace ricordare che stiamo galoppando con la macchina vaccinale. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 22.000 vaccini, più o meno, 22.308. Ma vi dico anche che i target per i prossimi giorni sono elevati, perché stanno arrivando le consegne. E vi dico anche che, lo dico ai cittadini, so che ieri magari qualcuno ha avuto qualche disagio, però l'apertura degli slot di ieri è un'apertura che ha prodotto bene. Parlo degli over 60, cioè di chi ha più di 60 anni, di continuare con un po' di pazienza con le prenotazioni che si possono fare direttamente da casa online, andando in una farmacia o facendosi aiutare da qualcuno. Sono anche i carabinieri o i servizi sociali del comune. So che i carabinieri hanno messo in piedi anche un sistema d'aiuto, ma anche molti comuni, per la prenotazione, e i direttori aprono ancora agende vaccinali. Ecco, una cortesia: eviterei di chiamare il numero verde, cioè chi è in grado di prenotare lo faccia direttamente o si faccia aiutare direttamente da qualcuno, visto e considerato che evitiamo di intasare il numero verde con una semplice richiesta di dire io vorrei prenotarmi per la vaccinazione. Ripeto, la farmacia lo può fare, lo possono fare qualsiasi persona che ha un telefonino in tasca che è in grado di utilizzarlo, e quindi diamoci un po' tutti anche da fare nell'aiutare qualcuno che magari è in difficoltà. Penso che questo lo si faccia di default in questa comunità. E la nostra idea è di avere sicuramente un sovraccarico di prenotazioni fino al 19 di maggio, perché oltre a quella data abbiamo difficoltà oggi a programmare, perché non abbiamo certezza dell'arrivo del vaccino, cioè non abbiamo una certezza matematica, per evitare di far prenotare delle persone e poi dover disdire. Però insomma, con un attimo di pazienza anche in questi giorni si provi, perché comunque apriamo di volta in volta agende vaccinali, cioè spazi nelle agende, in maniera tale che da qui al 19 maggio si possa andare via bene. Insomma, vi posso dire che giovedì abbiamo un target di 42.000 vaccinazioni, giovedì questo. Adesso di quant'è la corte del 60-69? Qualcuno sa? Forse 600.000, roba del genere. Ah sì. 603.000 sono. Capite che se viaggiamo 40.000 al giorno, vuol dire che ogni 2 giorni facciamo un 12% più o meno. Vuol dire che in teoria se facciamo il 12% in 2 giorni, vuol dire che in 10 giorni meno dovremo fare tutta la corte. Sì, mi ricordo l'assessore alle 21 di ieri sera c'erano già 80.000 prenotati. Considerate che ieri a un certo punto, grazie al vostro aiuto, le prenotazioni sono partite e hanno anche un po' mandato in difficoltà il sistema informatico. Per quanto sia sistema informatico, davanti a 80.000 persone che si sono riversate a tuffo, è inevitabile che vada un po' in crisi. Però insomma, l'invito mio è di continuare a prenotare, perché da qui al 19 vogliamo veramente spingere su questa fascia d'età, e se riusciamo a anticipare, così apriamo prima anche la fascia 50-59. Io non aggiungerei altro, anche perché oggi ci sono tanti interventi. Facciamo un giro di domande veloci in modo tale che poi passo la parola alle dottoresse. Ok, allora si sono prenotati Tosato, Pederiva e Bonet intanto, e poi Prego. Andiamo avanti. Buongiorno Presidente. Buongiorno. La domanda appena rimodulata è quella che le ho rivolto ieri. Non so se lei ha avuto modo di vedere la trasmissione, la puntata di Report di ieri sera. No. Beh, in questa puntata, che ha riassunto alcuni temi che erano già apparsi sui quotidiani nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, si adombra la possibilità di un occultamento dello studio diagnostico compiuto dal professor Crisanti sui test rapidi. Avrebbe fatto questo studio, questo approfondimento, lo dico perché lo dico anche per lei che non ha visto la puntata, insomma,
Crisanti avrebbe fatto questo approfondimento diagnostico per dimostrare che i test antigenici sono scarsamente efficaci. Il direttore Flor avrebbe in qualche modo occultato questo studio. In un fuori onda dice addirittura meglio dire che non c'è, perché altrimenti poi i produttori di questi test ci fanno causa. Non solo, ma un paio di medici, un paio di primari che avevano partecipato, avevano sottoscritto questo studio, hanno dichiarato di essere stati praticamente costretti a dissociarsi. Quando ci hanno preso per il collo abbiamo dovuto negare questa cosa. A riguardo, per completezza di informazione, Flor ribatte: se sono stati presi per il collo da me, mi denuncino. Ora, a me sembra un quadro abbastanza inquietante. Ma ne conti tu tutta la trasmissione? Fammi una domanda. La domanda è se non ritiene che questa cosa meriti, come dire, un'indagine da parte sua, un approfondimento, un chiarimento. Ma guardate, definitivo. adesso da come la racconti e da come mi è stata raccontata, penso che qui ci siano delle responsabilità personali, cioè non è che io posso discutere sull'atteggiamento di un primario o di Flor, perché non sono tutte attività che non mi competono. Sono tutte attività che non mi competono. E quindi è giusto che sentite gli interlocutori, punto, cioè non ho altro da aggiungere, perché vorrei ricordare che i temi che poni giustamente sono temi che noi, quando abbiamo avuto sempre sentore della necessità di avere chiarezza, abbiamo sempre scritto. Abbiamo scritto, abbiamo notificato. Vi ricordo che questa amministrazione ha sempre chiesto ad Azienda Zero di istruire dei dossier che sono ormai diventati dei faldoni, che puntualmente vengono inviati alla procura rispetto a una costruzione, diciamo, dinamica di tutto quello che c'è dal punto di vista civilistico. Professoressa Cacciavillani la redige, storia del Covid, e puntuale vuol dire le email arrivate, i contatti, tutto quello che è stato il movimento e la ricaduta civilistica. E poi quella penale la fa l'avvocato Pinelli. Punto, c'è più trasparente di così. Guardate, penso che il report abbia comunque evidenziato che il Presidente della Regione ha sempre dato cioè per me l'amministrazione deve essere specchiata. Dopodiché mi sono anche chiesto, siamo ritenuti, se non i più bravi, tra i più bravi in Italia, no? Non voglio neanche pensare alle altre parti quando faranno trasmissioni a questo punto. Cioè guardate, noi lo facciamo col cuore, ci mettiamo l'impegno. Dopodiché se qualcuno, come si può dire, deve chiarire la sua posizione, la chiarirà. Allora, in tutta sincerità, il dibattito sul ho avuto pressioni, a me sembra che stia diventando come un elastico, si sente prima che ci sono state, dopo non ci sono state, poi cioè, guardate, prendo atto di questo. Per quanto riguarda i tamponi, io non sono un esperto, posso solo dire una roba, che quando ti ritrovi a fare 70.000 tamponi al giorno e sai che la tua massima capacità di produzione di tamponi è 22-25.000, so che hanno detto che me l'hanno fatto dire forse ieri a Report, io l'ho detto a Report, cioè tu sai che 3/4 dei positivi che trovi con 70.000 tamponi li trovi quelli rapidi. Non ci arrivi con i molecolari perché si fermano a 22-25.000, ma veramente la macchina non poteva essere stressata di più. Questo ce lo dicono i tecnici. Punto, mi fermo lì. I rapidi non funzionano. I rapidi, la teoria sono la causa di tutti i mali. Io passo però alla dottoressa Ricci, non voglio fargli la sorpresa, ma è lei l'esperta di varianti, di tamponi o quant'altro? Se lei non ha nulla, cioè, siccome spesso se ne parla, non sono io un tecnico, sentite, cioè, tampone, chiedete a me, la prima roba mi viene da dirvi rapido, sì, il governo gli ha dati i medici di base per fare i test, ve lo ricordate questo? Addirittura con una convenzione con tanto di 35 milioni di euro di spesa stabiliti al primo giro. Il governo ha normato, penso che la dottoressa Russo e quindi il Ministero della Sanità ha normato l'uso dei test, se dopo, e quindi chiedo anche alla dottoressa Russo, mi confermate che qualcuno non li ha utilizzati in maniera appropriata, lo dite qui pubblicamente, perché guardate, io non vedo negativamente il lavoro che ha fatto il Report, se volete che vi dica la mia opinione. Lasciate perdere il trattamento che uno può dire mi sento colpito nell'intimo, questo ve lo posso anche dire, ma alla fine dimostra una roba che l'amministrazione è sempre trasparente.
perché il Presidente non si è negato, noi abbiamo detto qua, abbiamo messo a disposizione tutto quello che avevamo, punto. Dopodiché quella è una teoria, qualcun altro ne ha altre e dopodiché se da confrontarci ci confrontiamo, ma non fatemi parlare di robe tecniche che non competono a me. Prego. Però, Presidente, scusi se posso Sì, interrogarlo su questo Volevo tema. finire, scusate. No, per carità, prendo atto di quello che ha detto, è stato molto chiaro. Per la verità io, più che farle dei quesiti tecnici, che effettivamente insomma, non le competono, lei svolge un'altra attività, mi chiedo se non avverta la necessità di chiedere un chiarimento di natura, come dire, amministrativa al direttore Flora a questo punto. Ma lo incontrerà l'assessore che ha in animo di incontrarlo come lo incontra sempre, ne parlerà. Adesso guardate, insomma, tutta la mattina impegnato su altre robe, sinceramente. Prego, facciamo anche, se avete sempre questo argomento così. Sì, prego. su questo, grazie Presidente, sono Angela Pederiva Gazzettino e il fuori onda di Flor è particolarmente clamoroso, nel senso che lui dice, anche se mi permette con una certa ingenuità, lo direi a lui se fosse presente, per cui insomma spero magari ci possa sentire e magari rispondere più tardi, dice, detto internos, quell'azienda poteva farci causa, era meglio dire che lo studio non esisteva. A fronte di questo, Presidente, una nomina fiduciaria quella, nel senso che lei lo ha nominato, è il direttore generale dell'area sanitaria e sociale di questa istituzione. Non pensa che sia il caso di avere appunto un chiarimento diretto, senza nulla togliere ovviamente all'assessore, Sì, ma la io, nomina guardate, è sua. non ho ancora visto la trasmissione, vi ripeto. Questa è la frase, la trova dappertutto, per carità lei avrà modo di rivederla e di sentirla con le sue orecchie. Ci dice comunque che merita un chiarimento? Certamente chiederemo cosa intendeva dire, perché lo studio c'è o non c'è, e se c'è è uno studio oppure non è uno studio. Chiede la parola alla dottoressa Russo, prego. Volevo dire una cosa, neanche io ho visto la trasmissione perché insomma avevo avuto delle avvisaglie e preferisco poi vederla dopo con calma, sapevo che più o meno ci avrebbe tirato fuori dei problemi, dico la verità. Allora, volevo dire una cosa su questo, no? Perché lo dico proprio come, insomma, in maniera, diciamo, diretta, come sensazione che tutta questa polemica mi ispira, lo dico anche da un punto di vista istituzionale. Allora, che questo studio sia stato, diciamo, tirato fuori o lasciato dentro, ok? E uno studio che fa un operatore, un professore, un qualunque, diciamo, nel senso positivo del termine, un ricercatore universitario oppure delle nostre aziende ospedaliere. Allora, se ha il significato e l'obiettivo di fornire degli elementi di orientamento a quella che è la strategia regionale, utilizzo o meno dei tamponi, lo invia alla regione. Alla mia direzione, che comunque ha il coordinamento della strategia di sanità pubblica, non è mai arrivato ufficialmente niente, né da Padova, né da Verona, né su questo tema da altri diciamo, colleghi che fanno questo tipo di lavoro, questo tipo di approfondimento. Il piano di sanità pubblica che introduceva l'uso dei tamponi è passato al Comitato Tecnico Scientifico, ha avuto un parere positivo e è andato in delibera di giunta. Successivamente i colleghi del Comitato Scientifico hanno chiesto un approfondimento, ne ha parlato anche il Presidente in conferenza stampa, io ho indetto un incontro, alcuni si sono presentati, altri non erano presenti, proprio per capire dai colleghi che lavorano sul territorio, che sono dei clinici che si trovano nei reparti di malattie infettive, se era il caso di cambiare strategia. Era presente anche il dottor Rigoli per rispondere alle domande ed eventualmente insomma chiarire alcuni dubbi. Abbiamo chiarito in quell'incontro con i colleghi del Comitato Tecnico Scientifico, che ha il compito e la responsabilità di esprimere il proprio parere sulle proposte di sanità pubblica che poi vanno in giunta, hanno detto aspettiamo che venga fuori la circolare del Ministero. La circolare dell'8 gennaio ha modificato la definizione di caso, ha chiarito alcune cose, sono state applicate ed è cambiato successivamente anche il piano di sanità pubblica. Quindi, allora, o le cose si basano su delle idee, oppure le cose si basano su delle, diciamo, come si può dire, delle note ufficiali che hanno il compito di favorire, di agevolare quella che è la strategia migliore. Questo mi sento da dire da un punto di vista istituzionale.
Quindi io credo che uno studio venga pubblicato, poi diciamo che gli studi vanno anche pubblicati, vanno anche valutati, ma comunque rimangono degli studi che possono aiutare quelle che sono le scelte. Ma per quanto riguarda le scelte della Regione Veneto non è arrivato niente di ufficiale che in qualche modo non è stato preso in considerazione e che poteva o meno, a seconda della valutazione, modificare la strategia. E poi avrò un'altra domanda però più per la dottoressa Ricci, sempre legata a questi temi, ma faccio dopo, allora immagino. No, falla subito a sto punto, perché volevo passare la parola anche alla dottoressa, prego. Cioè, uno dei temi legati, dottoressa, a queste, diciamo, polemiche era quello relativo appunto all'uso dei test antigenici che non sarebbero sufficientemente in grado di intercettare le varianti. È una tesi sostenuta per l'appunto dal professor Andrea Crisanti, che lo mette anche in relazione all'alto tasso di mortalità registrato in particolare nella seconda ondata Covid in Veneto. Può dirci dal punto di vista appunto tecnico-scientifico se è corretta questa valutazione? Grazie. Ma posso cedere anche a questo punto? Avete tutti i microfoni, scusate, non mi sono reso conto. Prego, prego. Vado lì. Sì, allora io ho avuto modo di leggere il lavoro, penso che sia quello di cui si parlava anche ieri a Report, è un lavoro pubblicato anche se ancora non sottoposto a revisione scientifica, la cosiddetta procedura peer review che si usa nei lavori scientifici, ma il lavoro è disponibile nelle banche dati pubbliche a cui insomma tutti possono accedere, ma accedete anche voi scrivendo Del Vecchio 2021 in Google, perché il primo autore è Del Vecchio e l'ultimo è appunto Crisanti. Immagino che ci si riferisca a questo lavoro, io insomma l'ho cercato perché ovviamente l'abbiamo valutato e l'abbiamo guardato con i ricercatori dell'istituto. Allora è un lavoro che confronta i risultati dei tamponi rapidi e dei tamponi molecolari su 1441 pazienti in questa casistica vengono riscontrati 18 casi incongruenti in cui il tampone molecolare è positivo e il tampone rapido è negativo. Di questi 18, soltanto 12 poi vengono, vi ho detto 18 o 19? 18, soltanto 12 vengono poi diciamo studiati ulteriormente perché solo in 12 il test molecolare era un vero positivo, nel senso che negli altri anche il tampone molecolare in realtà aveva una soglia molto bassa di positività, per cui in realtà non erano risultati affidabili. Okay? Quindi in 12 casi il tampone molecolare dava esito positivo, il tampone antigenico dava esito negativo. Di questi 12, 8 sono stati sottoposti a sequenziamento completo, quindi insomma già vi rendete conto che i numeri si riducono molto, no? Partendo da 1400, 8 sono stati sequenziati e rispetto a questi 8 su 3 campioni è stata ritrovata una doppia mutazione della proteina N come Napoli, questa mutazione potrebbe essere la causa del fatto che il tampone antigenico non è in grado di diagnosticarli, perché alcuni tipi di tamponi antigenici effettivamente hanno come target questa proteina N, ok? Ci sono alcune considerazioni da fare. Una è quella che sono stati sequenziati anche dei virus in cui il risultato era concordante, ok? Quindi c'era la positività sia del molecolare che dell'antigenico e queste mutazioni sono state trovate in alcuni anche di questi casi. Quindi non è in realtà certo che queste due mutazioni siano effettivamente la causa della negatività del tampone antigenico. E soprattutto la conclusione di questo studio dice che l'utilizzo di questi test antigenici che possono non identificare questa variante sarebbe stata la causa dell'enorme incremento dei casi in Regione Veneta, che quindi dovrebbe essere stata sostenuta esattamente da questa variante, no?
Questa è una variante che io non vedo col test e quindi siccome non la vedo, questa cresce in modo esponenziale. In realtà, seguendo l'andamento delle varianti nel tempo, noi abbiamo visto che a partire da metà dicembre, quindi quando ancora eravamo in piena ondata epidemica in Veneto, la percentuale di questa variante è assolutamente crollata. E quindi le conclusioni non sono in realtà supportate dall'evidenza. Cioè il sospetto era corretto, avere una variante che non si vede con un tampone antigenico può essere la causa dell'incremento di questa variante, ma se poi nella vita vera questo incremento non si vede, evidentemente l'ipotesi non è stata confermata. Noi stiamo facendo ovviamente degli approfondimenti perché questa è una questione estremamente importante e che va vista con attenzione. Insomma, come sapete, noi ci occupiamo di sequenziare il virus proprio per tenere sotto controllo le varianti. E perché? Perché è importante capire quali mutazioni, quali varianti possono rendere meno efficaci gli anticorpi, che siano naturali, che siano monoclonali o che siano vaccinali, e anche quali varianti possano sfuggire ai test diagnostici, rapidi o molecolari. Cioè, è chiaro che tutti i test diagnostici sono mirati contro determinate porzioni del virus. Se il virus cambia in quella porzione, è possibile che ci sia una sottodiagnosi. Quindi noi continuiamo a fare questa attività costantemente, proprio per evidenziare eventuali problemi di questo tipo. Ad oggi, appunto, questa specifica variante che è stata evidenziata in questo caso non è più aumentata e oggi rappresenta una porzione veramente piccolissima del virus che circola in Veneto. Prego. Ecco, allora, se ritenete, proseguiamo con le domande per... Dottoressa Ricci, visto che... Sì, guarda, finirei con la dottoressa Ricci così poi... Perché poi anche, se avete altre domande per la dottoressa Ricci. Io avevo una domanda extra report, proprio riguardante l'andamento epidemiologico. Non a me. A lei stesso, all'assessore. Sì, allora finiamo la dottoressa Ricci che poi ci parla anche della variante indiana. E dopodiché torno io per rispondere alle vostre domande. Poi c'è la dottoressa Russo. Prego. Dottoressa Ricci non appena. Allora, la dottoressa Ricci fa il suo intervento e le sue risposte scientifiche. Grazie. Ok, sì, il mio intervento sarà anche piuttosto breve perché appunto poi penso che sia più importante magari rispondere a vostre domande specifiche. In questi giorni abbiamo identificato nei campioni che ci vengono inviati rutinariamente da tutte le microbiologie del Veneto la cosiddetta variante indiana. Si tratta di 2 casi di cittadini dell'ASL 7 che provenivano di ritorno, insomma avevano fatto un viaggio in India e tornavano, sono rientrati in Italia. E quindi c'è un collegamento diretto con l'India e quindi questa, diciamo, è la prima buona notizia. Non si tratta di un'infezione autoctona, quindi che sta circolando nel nostro territorio, ma si tratta di un'infezione che viene da qualcuno che rientra dall'India. E quindi questa è una buona notizia. La buona notizia è che l'abbiamo identificata subito e io ci tengo a dirla questa cosa perché in Veneto, come in tutta Italia, allora in Veneto siamo partiti subito con i sequenziamenti, nel resto d'Italia un po' dopo, ma oggi siamo uno dei paesi che sequenzia di più al mondo. Io mi sono fatta oggi uno scarico dei dati da GSIDE, che è il database internazionale dove vengono pubblicate tutte le sequenze. Allora, da inizio epidemia ad oggi l'Italia ha depositato più di 20.000 sequenze e si posiziona al 10° posto nella classifica dei paesi che pubblicano più sequenze.
i primi sono gli Stati Uniti e l'Inghilterra con numeri effettivamente altissimi, ma poi ci sono vari paesi, noi siamo i decimi. Ma se noi andiamo a vedere i dati degli ultimi 90 giorni, quindi 3 mesi, siamo al quinto posto con 15.000 sequenze. Quindi questo dà proprio l'idea di come negli ultimi mesi l'attività di sequenziamento sia andata a regime assolutamente, tanto da farci insomma salire nella classifica. E questa è un'ottima notizia, nel senso che dà la misura del fatto che il sistema di sorveglianza funziona ed è in grado di identificare precocemente queste varianti. E questa è la cosa importante, nel senso che le varianti sono un fenomeno naturale, l'abbiamo sempre detto, le mutazioni sono continue, il virus cambia e ovviamente più noi lo accerchiamo, e l'accerchiamento di un virus si fa con la terapia, con i vaccini, con le misure di controllo, più lui cerca di sfuggire, non lo fa in modo intelligente, ma lo fa semplicemente perché quei virus che hanno le mutazioni favorevoli sono quelle che poi diventano prevalenti nella popolazione. Quindi è importante guardarli, identificarli subito, in modo da mettere in atto misure di controllo. Questo è stato fatto in questo caso, nel senso che queste 2 persone sono state immediatamente identificate, messe in quarantena, anche perché appunto venivano da un paese ex europeo, quindi questo dice la legge, e non hanno trasmesso l'infezione al di fuori della loro famiglia. Forse c'è un altro familiare positivo, ma perché convivente. E quindi insomma è un esempio di come il sistema deve funzionare e ha funzionato bene. Questa variante ci preoccupa relativamente, nel senso che oggi non ci sono certezze rispetto alla sua pericolosità o capacità di sfuggire ai vaccini o contagiosità, ha delle mutazioni in specifiche posizioni che ci fanno sospettare che verso questa variante gli anticorpi naturali o vaccinali possano essere meno efficaci, un po' come la variante brasiliana. Okay? Quindi non è ancora confermata questa caratteristica, potrebbe anche non esserci, perché la mutazione è nella posizione giusta, ma ad oggi non si sa se quella specifica mutazione cambi il comportamento del virus. Se anche fosse confermata, diventerebbe una delle varianti preoccupanti, come l'inglese, la brasiliana, la sudafricana, la nigeriana, che devono essere considerate con particolare attenzione e la cui diffusione deve essere contenuta e controllata il più possibile. Quindi, insomma, niente di diverso rispetto a fenomeni che già abbiamo imparato a conoscere con le varianti precedenti. La situazione in India è drammatica, ma non c'è nessuna prova che la drammaticità della situazione sia legata a un particolare tipo di virus. C'è anche la variante inglese che circola moltissimo in India, ma soprattutto sono le condizioni ovviamente socio-economiche del sistema sanitario indiano che rendono difficilissima la gestione dell'epidemia, per cui non c'è in questo momento una preoccupazione legata a un particolare tipo di virus. È chiaro che magari una variante un po' più contagiosa, come può essere quella inglese, in una situazione come quella indiana e come quella brasiliana, produce delle devastazioni purtroppo drammatiche. La altra buona notizia è che insomma, nei paesi in cui la vaccinazione è già più avanti rispetto a noi, l'Inghilterra, Israele, adesso anche gli Stati Uniti, ci stanno dimostrando come comunque i vaccini hanno un'efficacia importantissima per controllare questa epidemia, anche a prescindere dal fatto che alcune varianti sembrano rispondere un po' meno ai vaccini, ma non vuol dire che i vaccini non funzionano, vuol dire che hanno un'efficacia che può essere leggermente ridotta, ma quando poi la popolazione viene coperta in modo massiccio dalla vaccinazione si ha comunque l'assoluto controllo dell'epidemia. Io questo perché poi appunto io posso parlare anche 2 ore e mezza, come vedete poi mi piace raccontare queste cose, però insomma preferisco magari che mi facciate delle domande. Ecco, allora
Passiamo alle domande per la dottoressa Ricci. Cristina Giacomuzzo. Era per chiedere se i 2 casi veneziani sono stati confermati o No. sono ancora in fase di valutazione. Sono in fase di valutazione, lì abbiamo trovato una di queste mutazioni sicura, ma le altre non sono state completamente caratterizzate, quindi siamo in attesa di avere l'esito completo. Anche in questo caso comunque il link epidemiologico è con un paese extraeuropeo, probabilmente il Bangladesh, per cui anche questi sono comunque casi, diciamo, di importazione. E anche in questo caso mi hanno confermato che sono comunque già state prese tutte le misure di quarantena in modo da ovviamente ridurre completamente il rischio. Passiamo allora ad Angela Pederiva. Solo una precisazione sui numeri, dottoressa, rispetto ai dati del sequenziamento. Lei ci ha citato le cifre nazionali. Il Veneto all'interno di quegli importi lì, quanti sequenziamenti ha fatto ad oggi? Allora, Grazie. ad oggi noi come Istituto Zooprofilattico abbiamo fatto circa 2000 sequenziamenti per identificare le varianti. Noi oggi facciamo 2 tipi di sequenziamento. Un sequenziamento più rapido, che è capace di dare l'esito anche veramente nel giro massimo di una giornata, che identifica le varianti, quindi va a vedere specifiche mutazioni che sappiamo essere quelle delle varianti. E di questi appunto ne abbiamo fatti circa 2000. E poi facciamo comunque i sequenziamenti completi, sia delle varianti che di altri virus raccolti in maniera casuale. Su questi oggi siamo circa a 700 sequenze complete. Marco Bonet. Buongiorno, in realtà è una domanda per la dottoressa Russo, però inerisce alla variante inglese, quindi non so se la indiana. La faccio adesso? Com'è il... Se avete finito la domanda con la dottoressa... Ok, allora volevo capire se il Dipartimento di Prevenzione ha in mente di fare un'indagine epidemiologica specifica nella comunità indiana. Sì, poi io sono qua. Allora, buongiorno a tutti. Sì, completo, Sì, visto che nel Vicentino sì, sappiamo che è grazie. molto numerosa, soprattutto nelle aree del distretto della Concia. Sì, allora, per quanto riguarda la sorveglianza sulle varianti, abbiamo una circolare del Ministero ad hoc che abbiamo anche inserito nell'ultimo piano di sanità pubblica, che praticamente prevede intanto il sequenziamento quando ci sono queste condizioni, soprattutto nei soggetti che rientrano da un viaggio, nel caso in cui nell'anamnesi emerge che sono stati appunto in un altro paese oppure ci sono altre condizioni di rischio, viene fatto il sequenziamento. La indagine epidemiologica è molto approfondita proprio specificatamente per le varianti, perché va alla ricerca non solo dei contatti stretti che sono quelli familiari e quelli lavorativi, che è diciamo una sorveglianza tra virgolette normale che viene seguita per tutti i casi di positività al SARS-CoV-2, ma viene aggiunta nel caso in cui viene chiesto il sequenziamento e quindi si ha il sospetto che possa essere presente già in fase di sospetto senza aspettare il risultato del sequenziamento, l'indagine viene estesa anche ai contatti occasionali. Quindi questa è proprio l'indicazione. Inoltre c'è un altro elemento che è quello della durata della quarantena. Per i soggetti che poi vengono confermati dal sequenziamento presente, quindi confermano la presenza di una variante, la durata della quarantena non è di 10 giorni ma è di 14 giorni. Questo proprio ad un, come si può dire, ha un significato ancora più precauzionale, proprio perché voi sapete che perché la quarantena si chiuda o l'isolamento si chiude al 14° giorno, la persona deve essere negativa e senza sintomi da almeno 3 giorni. A quel punto viene prescritto un tampone molecolare che determina la chiusura della quarantena o dell'isolamento. Quindi assolutamente questa è una procedura strettissima che viene seguita a tutte le aziende. Dottoressa, quindi mi pare di capire comunque che si procede sempre per cerchi concentrici, non è previsto un test, per esempio, a tappeto di tutti i cittadini Viene di previsto un nazionalità test, indiana? allora, tutti i contatti stretti viene previsto il test. E poi per i contatti occasionali, che possono essere quello che si è affacciato dalla porta piuttosto che quello che si è seduto con me a fare una chiacchierata, chiaramente viene fatta una valutazione
caso per caso a secondo del tipo di esposizione. Anche in quel caso abbiamo un atteggiamento prudenziale che è quello di estendere piuttosto che di ridurre la possibilità di fare il test. Allora direi, sentiamo cosa aveva da dirci oltre a questa domanda la dottoressa Russo, poi le domande, poi proseguiamo. Allora, il Presidente mi ha chiesto di essere qui presente con voi per darvi alcuni chiarimenti sulla mortalità, ma se volete, insomma, ne parliamo dopo, anche perché è abbastanza veloce. No, l'altra cosa che è emersa è questa che si è praticamente insinuato il dubbio che noi abbiamo misclassificato la condizione di sintomatico o asintomatico. Allora, intanto torniamo indietro. Riavvolgiamo il nastro al periodo in cui sono aumentati i casi, quindi la frequenza dei casi giornaliera era superiore ai 3.000, è arrivata anche un giorno, perché me lo ricordo bene, a 5.200, se non mi sbaglio. È chiaro che l'aumento di questi casi in maniera esponenziale, cosa che è successa nella seconda ondata, da noi prima e in altre regioni dopo, porta naturalmente ad un sovralavoro da parte di tutti i colleghi che devono chiamare il soggetto per determinarne lo stato clinico. Questo è l'indicatore 1.1 nel nostro sistema di monitoraggio, quello che per decreto legge è previsto come risposta delle regioni all'Istituto Superiore di Sanità. Allora, la soglia del 60% per quanto riguarda questo indicatore. Noi abbiamo un monitoraggio continuo di questo indicatore. Ci siamo resi conto e abbiamo visto, parlo di noi come di livello centrale, quindi di direzione prevenzione, che questo indicatore stava scendendo, cioè c'erano un gruppo, un insieme di soggetti di cui non disponevamo dello stato clinico, cioè che ci risultavano come asintomatici, ma non era confermato dalle aziende. Abbiamo fatto un incontro, io un pomeriggio mi trovavo qui, ho fatto un incontro con tutti i dipartimenti di prevenzione, non erano presenti solo i direttori, ma chiunque, insomma, il direttore abbia ritenuto potesse essere presente a quell'incontro, e ho stressato molto bene un concetto, che noi avevamo diviso i soggetti non presi in carico per ULSS, e così abbiamo fatto. Ad ognuno abbiamo mandato i propri, cioè quelli che non risultavano presi in carico, e abbiamo dato indicazione, tra virgolette, diciamo molto pressanti, che indipendentemente dal ruolo che i vari operatori sanitari occupavano all'interno del Dipartimento, dovevano coprire tutti quei soggetti che risultavano non presi in carico, e quindi confermare che fossero asintomatici o modificare quello stato scrivendo che erano sintomatici. Questo è stato fatto, e noi in contemporanea abbiamo fatto un decreto dove abbiamo istituito, quello a cui faceva riferimento il Presidente prima, una piccola commissione che chiamiamola di supporto verifica, dove ci sono dentro 2 direttori di dipartimento, un dirigente medico della mia direzione, un ingegnere gestionale, che sono andati principalmente nelle aziende più grosse, che sono quelle che naturalmente erano quelle che per ragioni di numerosità, di difficoltà, di complessità della situazione erano più in difficoltà, che erano Verona, Padova principalmente, per andare a vedere quale fosse il problema per cui non si riusciva a star dietro a tutte, diciamo, le chiamate, a tutti i contatti. È stata fatta questa verifica, sono stati fatti dei verbali, sono stati introdotti degli elementi correttivi, tant'è che abbiamo cominciato a monitorare per unità di personale, per unità di tempo, quante indagini questi i colleghi potevano fare, ed è un monitoraggio che noi continuiamo. La domanda precedente che mi è stata fatta sulla sorveglianza epidemiologica e quindi sul cosiddetto contact tracing, abbiamo tra l'altro istituito un cruscotto, quindi un sistema informatizzato che permetta ad ogni azienda di verificare il proprio trend giorno per giorno, e noi lo verifichiamo per tutte le aziende. Nel momento in cui vediamo che va giù, scriviamo alle aziende per riprendere il loro target. Allora, noi possiamo anche pubblicare i dati, che tra l'altro abbiamo anche fornito al report, dove settimana per settimana abbiamo scritto il numero assoluto di casi che si sono verificati, il numero dei soggetti che abbiamo mandato all'istituto come soggetti asintomatici e quelli sintomatici.
Vi posso assicurare che nel periodo e nelle settimane di massima incidenza il numero dei sintomatici supera gli asintomatici, e questo è quello che abbiamo nei report ufficiali che abbiamo naturalmente, che condividiamo con l'Istituto Superiore di Sanità e che per noi sono gli elementi ufficiali. Quindi io credo che se abbiamo insomma sbagliato in qualche elemento, abbiamo insomma avuto dei momenti di non performance, questo è normale, perché è stato determinato dall'elevato numero di casi che avevamo. Corretto è stato invece aver verificato e valutato il problema, suddiviso per ogni azienda l'entità del problema e chiesto ad ognuno di recuperare su quello che non erano riusciti a seguire in tempo reale. E questo, devo dire, i colleghi lo hanno fatto con un grandissimo sforzo, lavorando anche il sabato e la domenica, pur di recuperare tutti i soggetti che non risultavano avere uno stato clinico. È chiaro che ci sono dei soggetti che non siamo riusciti a raggiungere. Vi ricordo che il target, cioè la soglia, è rappresentata al 60%, noi l'abbiamo superato e siamo arrivati all'80% e poi anche al 90%, facendo questo grosso recupero. Tra l'altro, questo trend è pubblicato anche dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi non c'è niente insomma, che sia insomma, in qualche modo non tracciato. Tutto quello che ho detto è tracciato e quindi insomma devo dire che il lavoro e la nostra strategia, che si basa molto sul contact tracing, sull'affidabilità del dato, perché a questo è legata l'affidabilità del dato, è uno degli elementi per cui insomma anche nei confronti a livello interistituzionale con l'istituto e con il Ministero troviamo sempre la modalità di collaborare insomma in maniera estremamente efficiente, rispondente a quelli che sono gli indicatori. No, diciamo che non esiste una scheda precompilata, ci sono i vari soggetti, Francesca Russo, Mario Rossi, eccetera, per cui risulta che è positivo, accanto c'è scritto asintomatico, ma non è stato confermato. Quindi l'operatore che contatta il soggetto, e noi vediamo se l'ha contattato o meno, mi conferma l'asintomatico oppure mi scrive sintomatico e mi scrive la data insorgenza sintomi. Questo è verificabile dalle percentuali, come dicevo prima, dei soggetti asintomatici e asintomatici di quel periodo. Quindi non c'è una collocazione dello stato clinico a priori, c'è invece un elenco di soggetti dove tu mi devi confermare se quella persona è sintomatica o asintomatica. Ricordo che la soglia per questo indicatore è del 60%. Quindi noi dobbiamo garantire per l'affidabilità del dato, solo per quello, che sia superiore al 60%. Quindi ogni altra considerazione mi pare superflua. Posso? Solo una specifica? Sì, sì, Alberto, allora grazie. apriamo diciamo le domande alla scavalcare dottoressa verso- Russo, Angela Pederiva. Dottoressa, perché di default esce asintomatico? Cioè è un problema del software, diciamo, No, originario? non è un problema, perché nel momento in cui io sono stata presa in carico, risulto Francesca Russo positiva. Il mio stato clinico deve essere per forza conseguente ad una conferma del fatto che io sia asintomatica o sintomatica. Potrei anche scrivere tutti sintomatici, E perché ma poi non è così? ma poi vale il fatto che io vada a confermare o a scrivere quello che effettivamente è. Quindi non è diciamo che non è uno stato clinico attribuito di default, perché quello che non viene confermato non vale, non è che io lo conto come asintomatico se non mi viene confermato, così questo è come il se passaggio da fosse chiarire, perché siccome sintomatico. è stato contestato il fatto che in realtà invece l'asintomaticità che risultava per mancato contatto poi andava a garantire il mantenimento della regione in fascia gialla. No, non è così, perché se voi vedete, insomma, li abbiamo anche mandati i dati, li abbiamo anche mandati a report, ma li possiamo dare, abbiamo una tabella dove c'è la percentuale proprio nelle settimane di maggiore insomma criticità per quanto riguarda l'incidenza, di numerosità, di percentuale di soggetti sintomatici registrati come tali rispetto a quelli asintomatici. Quindi diciamo che questo insomma credo che sia importante. Se ci date i dati allora magari Certo, dopo. Grazie. mandiamo la tabella che abbiamo mandato anche a report. Marco Bonet. Sì, dottoressa, per essere ancora più chiaro ed esplicito su questo sistema di conteggio dei sintomatici e asintomatici ha influito sul calcolo dell'RT della Regione Veneto?
Ma adesso di questo dovrei anche documentarmi. L'RCT dipende da tanti fattori, che sono l'incidenza, che sono poi anche il numero di soggetti sintomatici o asintomatici, che anche, se non mi ricordo male, il fatto che se fossero casi autoctoni oppure casi stranieri, perché è di importazione, perché avevamo avuto questo problema in estate, se vi ricordate avevamo avuto dei focolai. Poi sull'RCT interviene, si viene inserito anche un algoritmo molto complesso. Si inserisce anche la presenza dei focolai, la capacità della regione di contenere i focolai e poi anche quelli che sono chiamati indicatori di resilienza, cioè la capacità della regione di controllare l'epidemia attraverso il contact tracing. Quindi sono tutto un insieme di indicatori. Però l'indicatore 1.1, che è quello a cui fa riferimento lo stato clinico, è un indicatore di affidabilità del dato. E quindi diciamo che tra l'altro i nostri dati, e non tutte le regioni sono in questa situazione, ma ci stanno arrivando, è quello di avere assolutamente in linea il nostro dataset, quindi il nostro sistema di numero di soggetti positivi o negativi, andiamo ancora prima, con l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi loro hanno la possibilità di controllare praticamente sempre l'andamento. Ogni martedì c'è un incontro fra i nostri collaboratori e l'Istituto Superiore di Sanità, vengono controllati i dati. Il mercoledì sera, no, non mi ricordo, il martedì sera o il mercoledì sera, intorno alle 9:30, arriva il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che noi il giorno dopo naturalmente confermiamo. Quindi è un rapporto assolutamente aperto e in chiaro con quelli che sono le istituzioni. L'incidenza invece negli ultimi decreto legge è stato previsto è stato inserito come indicatore chiave, l'avete visto, che determina il fatto che una persona al di là dell'RCT vada in rosso o meno, che è stato introdotto come cut-off 250 su 100.000. Questo, e quindi l'incidenza, per essere insomma come si può dire più vicina alla condizione di rischio della regione, viene calcolata il giovedì mattina, quindi è un altro flusso aggiuntivo rispetto a quello dell'istituto. Il giovedì mattina viene comunicata e dopodiché questa, se è sopra o sotto, determina praticamente il passaggio di fascia della regione insieme all'RCT. Potremmo aggiungere una roba che se noi non avessimo avuto modificate l'RCT come parametro soglia e l'incidenza, non saremmo mai andati in zona rossa neanche di recente, perché non abbiamo mai superato quei valori. I valori vecchi di dicembre sono stati radicalmente cambiati per far scattare le zone rosse o le zone arancioni, perché vi ricordo che si andava in zona rossa con 1,50, no? Quant'è? Cioè, superiore all'1,50, quindi noi non saremmo mai andati dall'RCT. E l'incidenza era quanto? No, l'incidenza non c'era, tant'è vero che noi avevamo in quel periodo, ma come anche altre regioni, un'incidenza molto alta, però un RCT basso. Questo da che cosa era determinato? Se voi avete presente la curva, abbiamo una curva che nella parte più elevata è una curva che presenta un andamento segmentato. Tant'è vero che noi ci siamo anche confrontati con l'istituto e c'è anche una mia nota. Abbiamo scritto dicendo che ci trovavamo in una situazione in cui, nonostante tutte le cose che avevamo messo in piedi, tutti i sistemi di, come si può dire, di controllo e di sorveglianza, e lì sono elencati tutti i bollettini che sono molto più complessi rispetto a quelli che naturalmente vanno alla comunicazione, perché servono proprio a monitorare i singoli aspetti di controllo della diffusione del virus. Che cos'altro potevamo fare? E diciamo che la risposta che ci è stata data anche dall'istituto è che noi stavamo agendo con un'azione corretta di contenimento, perché effettivamente quell'andamento mette in evidenza come tutti gli sforzi fatti dalla regione erano centrati sul contenimento. È chiaro che poi, per fortuna, via via ha cominciato a scendere. Quindi questo insomma è quello che è rappresentato, ma è rappresentato dai fatti e non dalle parole. Ci sono altre domande per la dottoressa Russo, Cristina Giacomuzzo e poi Filippo Tosato. Dottoressa, mi scusi, non ho capito chiaramente se lei confuta la dichiarazione di questa signora, di questa tracciante, di questa dipendente della prevenzione
dicendo questa lista preconfezionata non può esistere, oppure se questa lista esiste ma è il frutto di questo super lavoro di tracciamento che è stato fatto. No, io non sapevo neanche fosse un uomo o una donna quello che ha parlato, ecco, quindi no, allora diciamo che probabilmente questo operatore o non era presente all'incontro o non ha letto quello che abbiamo scritto, perché noi abbiamo chiesto a tutte le aziende di confermare o modificare quello che è lo stato clinico del soggetto. Questo cosa voleva dire? Voleva dire andare a contattare la persona o a rintracciare se avevamo già segnato da qualche parte, perché anche questo è successo, che le telefonate venivano fatte, lo stato clinico veniva identificato, ma non era caricato sul sistema di biosorveglianza. Quindi avevamo questa discrepanza fra i dati che noi avevamo nel nostro sistema e invece le attività che comunque l'azienda aveva fatto, ma che non aveva avuto il tempo di riportare nel sistema di biosorveglianza, facendo magari dei file Excel oppure scrivendo tutte le cose. Quindi questo serviva a fare questo lavoro. Per chi non era stato contattato, invece di contattarlo, sempre considerando che non potevano contattare il 100%, anche se molti lo hanno fatto, ma almeno il 60% di quelli che non risultavano contattati. Quello che noi abbiamo mandato all'Istituto Superiore di Sanità è poi stato soltanto quelli che sono stati validati dalle aziende URSS, quindi i correttamente sintomatici e i correttamente asintomatici. E questo risulta dai report che sono stati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità. Scusi, per capire, io ascolto e cerco di apprendere. Faccio io una domanda. Il famoso parametro 1.1, che quindi è la verifica, cioè il nostro grado di contact tracing che riusciamo a fare, giusto, no? No, la nostra capacità di capire lo stato clinico del soggetto, Sì, quindi il primo deve essere contatto. sopra il 60%. Sì. Cioè vuol dire, fatto 100 persone positive e io devo averne contattate almeno 60. Quindi nell'eventuale attribuzione di zona pesa il restare sopra o sotto questo parametro, oppure c'è un ulteriore parametro che va a pesare in base al numero di positivi rispetto ai negativi, ai sintomatici rispetto agli asintomatici? No, diciamo che è cioè, uno va degli chiarito questo elementi. No, aspetto. no, è uno degli elementi. Per cui cosa succede? Nella valutazione complessiva del dato, vi ricordo che sono 21 gli indicatori che si trovano nel diciamo, sistema di monitoraggio, uno, che è quello 1.1, quelli della tabella 1, dove c'è anche un altro indicatore, per esempio, che è l'1.2, che è quello di scrivere per ogni soggetto che è ricoverato la data di ricovero. Ecco. Quindi anche quello praticamente incide, ce ne sono tutta una serie. Quindi questo indicatore è uno degli indicatori che poi nell'algoritmo dell'RConT rientra, ma non è l'indicatore che fa scattare il giallo o il rosso, è uno degli indicatori. Un altro indicatore, non per correggere la Presidente, ma per chiarire, il contact tracing è un altro indicatore ancora. È un indicatore, non è l'1.1. Un altro indicatore, mi pare che sia il 2.1, dove praticamente dice che la regione, tra l'altro non è immediato, ma viene considerato sui 30 giorni, quindi è un indicatore di trend, per dire se la regione è capace di seguire l'indagine epidemiologica, quello che dicevamo prima. Se hai il soggetto positivo, sei stato in grado di intercettare i contatti stretti familiari e lavorativi, sì o no? E questo è un indicatore di resilienza, cioè un indicatore di capacità del sistema sanitario di mantenere il tracciamento di tutti i soggetti, non solo positivi, ma anche dei contatti. Quindi si aggiunge al concetto di positivo con uno stato clinico sintomatico o asintomatico anche la capacità che ho di individuare i contatti e quindi di bloccare la diffusione del virus. È un sistema abbastanza complesso che non può essere ricondotto a un unico indicatore, però il nostro obiettivo è quello che perseguiamo ogni settimana, per non dire ogni giorno, facendo un lavoro tra l'altro con Azienda Zero molto in come si può dire, fianco a fianco per migliorare sempre di più le performance del nostro sistema di biosorveglianza, è proprio quello di rispondere in maniera precisa a quelle che sono le richieste e gli indicatori, perché sappiamo che sono degli indicatori tecnici difficilmente comunicabili, soprattutto dalla parte politica, dei decisori politici, e devono essere insomma il più possibile precisi per dare la possibilità insomma di mettere in evidenza la condizione di rischio, non tanto la classificazione di merito, è proprio la classificazione di rischio che ha sicuramente un significato di sanità pubblica diverso.
Ha avuto indicazioni da parte di qualcuno di caricare asintomatici? Da parte di chi? Non lo so, siccome nessuno ha il coraggio di chiederglielo, glielo chiedo io. Io- Mi ha rubato la domanda. Cioè, io non farei mai il vostro mestiere. questa domanda diciamo che non merita risposta. No, in realtà, se mi consente, io volevo cambiare argomento, volevo farle una domanda invece che riguarda proprio l'andamento epidemiologico nelle scuole. Perché ieri, ma anche oggi, abbiamo delle segnalazioni di casi, insomma. Che sorpresa. Come voi stessi avevate, insomma, ventilato nei giorni scorsi, devo dire. Beh, allora diciamo che è normale che quando si riprende l'attività in un setting come quello scolastico, in altri setting di comunità, questo può comportare un'evidenza di positività, ecco, chiamiamola così. Che poi questa positività sia preoccupante o meno invece è un altro discorso. Io vi posso dire, abbiamo fatto stamattina, abbiamo anche lì un sistema che ci permette in maniera automatizzata di controllare. Rispetto alla rilevazione della settimana scorsa non abbiamo un aumento, anzi una leggera diminuzione, però i casi positivi ci sono. Quindi diciamo che al momento riteniamo che la situazione, insomma, è abbastanza sotto controllo. Adesso ci siamo sentiti anche col professor Baldo in questi giorni che, come sapete, sta portando avanti il lavoro delle scuole sentinella. E a breve ci dovrebbe fare una piccola sintesi di quello che ha fatto finora e quindi avremo la possibilità di capire se il problema, anche quando va cercato e non solo quando si manifesta, è significativo o meno, perché questo era insomma il nostro obiettivo. Quindi al momento non abbiamo insomma segnali di preoccupazione, ma un andamento di positività che naturalmente andiamo a controllare. Noi speriamo che, così come è stato diciamo l'anno scorso, con la stagione primaverile e estiva possa ridursi effettivamente la circolazione del virus e quindi in maniera naturale, al di là della componente vaccinale, possano ridursi anche insomma questi focolai. Però al momento non abbiamo motivi di preoccupazione. Mi scusi, ha detto che la circolazione sarebbe lievemente inferiore rispetto alla settimana diciamo che in scorsa. termini di numeri assoluti è leggermente. Qui abbiamo un grafico, se vede la settimana scorsa e se vede adesso, insomma, non abbiamo un trend in aumento che allora mi determina una situazione insomma di maggiore allarme. Diciamo che stiamo controllando i casi che si stanno verificando, insomma, che è normale, ce li aspettavamo. Grazie. Era rimasta in sospeso un intervento di Marco Bonet. Per il Presidente. Quindi aveva finito. Sì, grazie. Mi dispiace dover tornare di nuovo sulla vicenda di Report, ma poi il dibattito ci ha portato un po' fuori strada. Allora, io volevo fare delle domande molto specifiche, perché mi pare che al centro della querela, che vedo anche sui social in queste ore, c'è il tema dello studio di Crisanti nascosto. Questo è l'argomento. Allora, la prima domanda che le faccio è: lei era a conoscenza del fatto che il professor Crisanti aveva fatto uno studio che dimostrava che i test rapidi, il 30% dei test rapidi, a suo dire, non funzionano? L'ha mai visto questo studio? No, non l'ho mai visto, tanto è vero che poi ne chiederò una copia alla dottoressa Ricci. Non l'ho mai visto, se questo pubblicato, ma del resto c'è anche da dire che io le informazioni che ho rispetto a questo sono giornalistiche, cioè non ho... Okay. So da dibattito che c'è stato in azienda ospedaliera, quelle robe lì. Esatto. No, perché ne scrissero parecchi giornali in quei sì. giorni lì, cioè anche nazionali, se non ricordo male, quindi lei non l'ha mai visto. L'altra cosa è questa: io ricordo che, magari i colleghi mi conforteranno su questo, che in conferenza stampa, quando esplose questo caso dello studio del professor Crisanti sui giornali, il direttore generale Flor venne qui a dire che questo studio non c'era. Lui disse chiaramente: questo studio io non l'ho mai visto, non posso parlarmene perché io non l'ho mai visto. Ora noi scopriamo da questo fuori onda, che non mi risulta sia ancora stato smentito, che lui avrebbe detto:
non più che lo studio non esiste, ma che lo studio c'era e che lui ha suggerito di dire che non c'era perché temeva una causa dell'azienda farmaceutica che produce questi test rapidi. Non ho sentito, ti dico la verità, non ho sentito il fuori onda, andrò a sentirlo, tanto è vero che l'assessore deve vedere Flor, lo vedrò anch'io, poi ovvio, però non ho sentito il Però fuori la onda. domanda è, a lei Flora ha mai detto questo studio esiste, ma io consiglio di non farlo vedere perché altrimenti la casa farmaceutica ci fa causa e rischiamo una causa per danni? No, io ricordo, perché ricordiamo che Flor era direttore dell'azienda ospedaliera, non era direttore della sanità. Ricordo che quando ci fu l'uscita chiesi di avere questo studio. Mi parlò che uno studio vero deve avere determinati parametri, eccetera. Poi, guardate, sono carte che si sono scritti tra di loro, poi non è che ci occupiamo noi di queste cose. No, certo che ho capito. Quindi comunque non le fu mai paventato il rischio di una causa della Abbott, produttrice dei test, perché questo si capisce da report, cioè che il rischio era che Abbott, il timore era che No, Abbott so per certo che Abbott chiese lo studio. Abbott chiese lo studio. Adesso ce l'avrà? È già disponibile su Cioè, è probabile che ci sia anche una lettera di richiesta. Ok. Però, ripeto, quella è contabilità e burocrazia dell'azienda ospedaliera. Va bene, grazie. Prego. Altro? Se non ci sono... sì, Cristina Giacomuzzo. Presidente, mi scusi che non trovo l'appunto. Sì, allora, a domanda diretta, chiedeva una domanda diretta, la prima. In report si dice, ieri sera hanno denunciato il fatto, alcuni sindacalisti dell'area sanitari, che non si sono sentiti liberi di esprimersi perché avevano paura di effetti collaterali, di rivalse. Quindi questo clima di omertà, secondo lei esiste? Se sì, c'è qualcosa da fare? Guarda, io Di più, scusi, completando la domanda, Report diceva, il giornalista di Report diceva, Zaia ha sottovalutato, soffocato il grido di allarme di alcuni medici che chiedevano il passaggio in zona rossa perché non ce la facevano più l'ospedale, erano presi malissimo. Io penso che non rientra nel ruolo del sindacato sollevare i problemi, denunciare. Se qualcuno ha avuto ritorsioni o pressioni, è ancora in tempo, vado a denunciare. Io non so nulla di questi fatti. Ho visto addirittura che c'è chi ha detto che doveva andare a lavorare col pannolone, no? Se non ricordo male. Non mi sembra che abbia avuto ritorsioni. Non so neanche chi sia, non so neanche se sono sindacalista, non so niente. Io vedo tutti i giorni sui giornali persone che esprimono giustamente, liberamente le proprie opinioni. Non mi risulta che ci sia, non c'ho altro da aggiungere. E la teoria generale, insomma, che il punto di vista, la teoria generale che il report tende a dire è questa: il Veneto, restando in zona gialla, ha causato quell'eccesso di mortalità di 2000 morti. Questa è un po' l'accusa che le si rivolge. Come si sente davanti a questa dichiarazione e se sì, come ribate, come critica anche questa posizione? Mi sento davanti a una domanda alla quale ho risposto penso 100 volte a dicembre, non rispondo neanche più. Perché guardate, la dottoressa Russo prima ha parlato, più di applicare le circolari e quello che si doveva fare, cosa dobbiamo fare? Inventarsi noi i colori delle zone. Posso aggiungere? Prego, dottoressa Ricci, poi si è prenotato Marco Bonet. Sì, un po' riprendendo, ma guardate, io semplicemente leggo il lavoro, non ci metto niente di mio, nessuna interpretazione, i numeri sono i numeri, io insomma faccio questo di mestiere. Nel senso che in questo lavoro la sensibilità del test antigenico, quindi la capacità del test antigenico di rilevare correttamente come positivi i positivi, si dice che è, a seconda insomma del confronto con i diversi tipi di test molecolari, del 77.8 e 79.2. Allora già 79.2 è molto più vicino all'8 che non
al 7 quando si dice 3 casi su 10 o 2 casi, no? Quindi qua siamo già ai 2 casi su 10, con una variabilità statistica scritta in questo lavoro che va dal 65,9 all'89,2, perché ovviamente, come vi dicevo prima, i numeri di casi discordanti erano talmente pochi che la variabilità statistica attorno al dato è molto ampia. Quindi non si possono trarre conclusioni secche su il test antigenico sbaglia 3 volte su 10 o 2 volte su 10, perché la statistica ci dice che questo potrebbe essere anche una sensibilità del 90% o anche più bassa, ma vanno approfonditi questi dati. Peraltro ci terrei a ricordare che il Veneto non ha sostituito i test molecolari con i test antigenici, ha aggiunto il test antigenico rispetto alla capacità massima. Io vengo da un laboratorio e so bene quanto i laboratori sono stati tirati per il collo a fare tutti il numero massimo di tamponi molecolari possibili, e in Veneto se ne facevano numeri superiori ai 20.000, 22.000 al giorno, che è un numero altissimo di test molecolari. A questi si aggiungevano i test antigenici che magari, è vero, hanno una sensibilità un po' più bassa rispetto al test molecolare, ma comunque permettevano di aggiungere capacità diagnostica a una base che già era quella dei test molecolari, che peraltro, ve lo dico da laboratorista, non sono perfetti neanche quelli. Non esiste al mondo un test che abbia una sensibilità del 100%, proprio non esiste. Quindi tutti i test hanno dei valori di sensibilità inferiori al 100%. Ma ripeto, questo è proprio il dato, ma io vi consiglio di vederlo questo lavoro, anche se ovviamente un lavoro scientifico non è semplicissimo da interpretare, però i dati sono estremamente interessanti, ci mancherebbe altro, ma poi bisogna approfondirlo per capire quali sono le conclusioni più corrette. Marco Bonet. Sì, dottoressa Ricci, il problema è che, per quel che mi riguarda, almeno qui il problema non è il merito, cioè se i test rapidi sono o non sono affidabili, cioè potrebbero anche avere un'affidabilità del 15% e la regione potrebbe decidere, credo legittimamente, di dire li utilizziamo lo stesso a sommatoria dei test molecolari. Cioè, qui la questione è un'altra, è che c'era uno studio che è stato detto che non c'era, che adesso scopriamo che c'è, e soprattutto che la motivazione in un fuori onda che viene data per cui questo studio non è stato reso pubblico, si è sostenuto che non c'era, era per non dispiacere una casa farmaceutica che avrebbe potuto fare causa alla regione. Questo mi pare il punto da appurare. Peraltro, adesso io lo dico perché mi è arrivata qui in diretta, dottoressa Russo, scusi, lei prima diceva, io questo studio a me non è mai stato mandato alla direzione di prevenzione. A me però hanno appena mandato qui un'intestazione su carta intestata dell'azienda ospedaliera, studio del professor Crisanti, datato Padova 21/10, alla cortese attenzione del dottor Luciano Flor, del dottor Daniele Di Donato e per conoscenza dottoressa Francesca Russo, direzione del servizio di prevenzione. Lei conferma che non l'ha mai ricevuto? Non ho mai visto questa roba, comunque vado a vedere. Però volevo dire una cosa. 10 ottobre. Ottobre, non so. Comunque voglio dire una cosa. Allora, lo studio, e lo dico perché forse prima non sono stata abbastanza chiara. Allora, gli studi sono studi, le circolari sono circolari. Allora, come si può dire, i suggerimenti, quelli che possono essere non dico dei consigli, ma comunque degli elementi di valutazione vanno inviati. Io ho detto che abbiamo mandato al Comitato Tecnico Scientifico, e di questo naturalmente abbiamo prova, che c'era la nostra delibera con l'utilizzo dei tamponi rapidi per quello che era previsto, tra l'altro da un documento passato in conferenza Stato-Regioni, un documento ministeriale, tutto sui test, si chiama Covid-19, ho avuto il parere positivo, siamo andati in giunta. Dopodiché alcuni colleghi avevano espresso delle perplessità, ci siamo incontrati e abbiamo chiarito queste cose. Quindi diciamo che di studi scientifici ne abbiamo tantissimi, che poi uno studio venga pubblicato o non venga pubblicato ha il significato di uno studio. Per noi quello che vale da un punto di vista istituzionale è quello che arriva attraverso le indicazioni centrali che possono essere o dell'istituto o meglio fatte proprie dal Ministero a seguito di indicazione dell'istituto o di altri enti regolatori oppure scientifici.
se ho capito bene, lei dice quello studio non ha seguito l'iter istituzionale previsto per No, arrivare... lo studio è uno studio, mette in evidenza un elemento che tu hai colto. Io posso valutare da soggetto istituzionale se quello è sufficiente a modificare una strategia. Generalmente non lo è, perché costituisce quel bagaglio che sono le cosiddette evidenze scientifiche. Allora, se poi sono delle evidenze scientifiche importanti, chi ne deve tener conto sono gli enti centrali, per cui danno indicazioni a tutte le regioni. Io seguo quello che sono le indicazioni del Ministero e dell'Istituto e chiaramente sono anche sensibile e ascolto, perché così deve essere, anche quello che il Comitato Tecnico Scientifico ha da dirmi, e quindi è quello il mio organismo di confronto che mi consente di portare avanti un tipo di strategia rispetto a un'altra. Questo non c'entra niente che lo studio sia pubblicato o non pubblicato rispetto a quella che è la decisione della Regione. Volevo far chiarire questo, ma forse non è emerso. Ok, grazie. Io non ho altre richieste di intervento, quindi grazie a tutti e Grazie, buongiorno. appuntamento domani.